Voglio l'assessore Mantovà per un saluto. Prego, assessore. Buongiorno, grazie Stefano, saluto tutti i presenti, do il benvenuto e rifacciamo un grande applauso al nostro magistrato, al nostro Antonio Di Pietro, un amico, una persona di una grande umiltà. Il dottor Marco Peternella, che è presidente delle Camere Penali Orodigine e già presidente delle Camere Penali del Veneto, l'avvocato Stefania Tescaroli, che gentilmente oggi modera, il nostro senatore, il nostro consigliere regionale, ma tutti presenti. Oggi questo deve essere un evento aperto a tutti, aperto soprattutto alla cittadinanza, oltre che alle autorità, che ringrazio per la presenza. Siamo di fronte a un'opportunità storica, un'opportunità epocale che se non cogliamo oggi e non abbiamo, come diceva bene Stefano prima, il buon senso di cogliere, non ci ricapiterà più. Almeno tutti quelli che sono seduti qua oggi. Non sappiamo magari se tra 50 anni o altri 60 anni nei prossimi anni qualcuno avrà di nuovo il coraggio di affrontare quella che oggi è una casta. E ci tengo a precisarlo, questo non è un referendum contro la magistratura, questo è un referendum per la magistratura, per liberarla dalle correnti, dalle affiliazioni politiche, per renderla credibile, perché oggi i cittadini non hanno più fiducia, la stragrande maggioranza dei cittadini non ha più fiducia nella magistratura, ma soprattutto per permettere anche a quei giudici che meritocraticamente meritano di avanzare di carriera e non di rimanere appesi a un palo perché non avevano la conoscenza giusta. E devo dire anche un'altra cosa. Diceva bene Stefano prima, ma scusate, se uno sbaglia è giusto che paghi? Rispondete. Sì. Rispondete, se uno sbaglia è giusto che paghi? Bene, io credo che qui non ci siano tutte persone di destra, qui ci sono persone che magari hanno ideologie diverse. La vostra risposta dimostra che questa è una riforma di buon senso, perché se tutti quelli che normalmente sbagliano pagano penalmente, civilmente, amministrativamente, anche i magistrati che sbagliano non devono pagare quando procurano danni enormi alle vite delle persone, alle famiglie, distruggono carriere, distruggono percorsi di crescita, perché magari si sono sbagliati, perché non c'erano le prove sufficienti, ma hanno voluto questo, hanno voluto che una persona andasse a processo. E guardate che sono, secondo i dati dell'Unione Camere Penali, sono circa 1000 cittadini che ogni anno vanno agli arresti ingiustamente. E per questi errori nessuno paga, anzi no, mi correggo, paghiamo noi cittadini contribuenti, perché 6 milioni di risarcimento quando va bene, quando si accorgono che hanno sbagliato a una persona che è stata ingiustamente detenuta, altre centinaia di migliaia di euro a un'altra persona che è andata a un ingiusto processo. Sì, quelli sono soldi di tutti noi. Quindi adesso è ora di liberare finalmente l'Italia da una degenerazione di un sistema che non funziona, e lo facciamo non perché siamo di destra, io lo sono convintamente, ne sono orgogliosa, ma lo facciamo perché siamo italiani ed è giunto il momento di alzare la testa e dimostrare che quando il popolo vuole può realmente cambiare le cose, ci vuole solo il coraggio. E allora avanti per questa riforma, che è una riforma giusta, di buon senso, che restituirà alla magistratura la libertà, la piena indipendenza e l'imparzialità così come prevista dalla Costituzione. Quindi grazie davvero a tutti e lascio la parola perché sicuramente chi mi seguirà avrà molto di più di me da dire. Grazie a tutti, buon proseguimento. Grazie all'assessore regionale Valeria Mantovà. Un saluto veloce anche dal nostro senatore Amidei Bartolomeo, prego. Grazie Stefano, buongiorno a tutti. Dottor Di Pietro, è un piacere vederla qui con noi, avvocato Peternella, avvocato Tescaroli, Stefania Tescaroli, amici tutti presenti. Io potrei dire una cosa, qui abbiamo un magistrato, un giudice, ma prima di dire due parole ti lascio un attimo il microfono, perché ci sono giudici che ci dicono questo: io sono una persona per bene, non accetto che un giudice come Gratteri venga a dirci che noi non siamo persone per bene, quelli che votano sì. E sfido chiunque, dottor Di Pietro, a dimostrare che sicuramente questa è una battaglia che le appartiene non da adesso, e forse lei avrebbe mai pensato ci fosse questa occasione vera, concreta, reale di poter cambiare, riformare la giustizia, perché è da decenni che se ne parla, mai, e diciamolo, e mi passi, dottor Di Pietro, questa espressione
Solo il governo Meloni ha avuto il coraggio di farlo. È un'opportunità, quindi va dato merito al Presidente del Consiglio, a tutto il governo che ha voluto, e dove la grande intelligenza, ecco, sta arrivando il senatore Raffaele Speranzon, che aveva già anticipato fosse arrivato, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. Ciao Raffaele, viene da Venezia, siamo tutti molto presi in questo momento. Bene, allora io dico due cose, poi lascio la parola ad altri. Guardate, qui si tratta di decidere, è già stato detto prima, è un momento epocale. Ciao Raffaele, è lì vicino. È un momento epocale, si tratta di decidere tra il sì e il no. Allora sapete tutti ormai, abbiamo imparato una materia che mai avremmo pensato di ragionarci come stiamo facendo in questo momento, pensando alle tre figure, no? La figura che c'è l'avvocato difensore, c'è il pubblico ministero, la parte inquirente, e l'altro magistrato che è quello giudicante. Ma quando, e poi ne parleranno molto bene chi mi seguirà, com'è possibile? Chiedetevi molto semplicemente, io mi considero un uomo della strada, non vorrei mai assurgermi a ruoli di dissertazione su materie di carattere giuridico, ma come pensate che due magistrati come giudicante e inquirente, quando sono in un qualche modo legati da interessi di carriera, possano essere liberi da decidere liberamente? Io non credo. È giusto, nel rispetto dell'autonomia della magistratura, nel rispetto della libertà di opinione, quindi per dire no a questa appartenenza alle correnti che oggi la magistratura ha, dobbiamo fare questa scelta. Io dico una cosa, ho presentato, lo dico al dottor Di Pietro che è stato anche parlamentare, io ho presentato un'interrogazione, spero in settimana, i primi giorni tra lunedì e martedì dovrei avere risposta al Ministro della Giustizia Nordio, perché il Tribunale di Rovigo è tappezzato di manifesti del no. Allora, non solo credo che non sia corretto per il no, quantomeno, ma non possono starci i manifesti perché per legge entro 30 giorni devono stare negli spazi assegnati. Ebbene, io lascio la libertà di opinione a chiunque può dire il proprio pensiero, però io credo che in un luogo pubblico ciò non debba accadere. Questo è il mio pensiero, ho interrogato il Presidente del Tribunale, il Ministro della Giustizia e il Prefetto, sto attendendo risposte, ma oggi noi siamo chiamati ad una riflessione seria, importante, unica, per dire e per dare una giustizia più giusta al Paese, e non pensate che la cosa non ci riguardi, prima o dopo ci riguarderà, se non un parente, un figlio, un amico, per cui in questa occasione approfittiamone, valutiamo correttamente, ma semplicemente diciamo sì, perché noi siamo dei cittadini onesti e perbene. Grazie senatore Amidei.